Siamo venuti per intercedere verso una persona che non sta bene in salute, che è una malattia molto importante, quindi abbiamo chiesto l'intervento del santo che sicuramente ci farà la grazia. Tanti hanno un'intenzione nel cuore, tanti entrano solo per salutare Sant'Antonio, un amico. Il 13 giugno, festa del Santo, ormai alle porte, sono tanti i fedeli e devoti che tornano in basilica o vi entrano per la prima volta. Del Messico? Desde México estoy aquí y es muy emotivo estar en esta iglesia. Nunca había venido. Amo a San Antonio. È a Padova per la prima volta questa signora messicana. Al santo ha affidato la salute della sua famiglia, la nipotina, i figli. Nel gesto del pellegrino, la mano sulla tomba di Sant'Antonio, tutta la fede di donne e uomini che a lui si rivolgono. Una devozione che vi racconteremo ancora una volta in diretta dalle 5:30 del mattino e poi fino al tramonto su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est. Ancora una volta insieme potremo ascoltare il 13 giugno la voce dei frati del santo, la voce dei devoti. In diretta, dopo la solenne celebrazione delle 17, vivremo poi la processione del santo lungo le vie della città. Tanti tornano qui ogni anno, qualcuno arriva anche da Lisbona, in Portogallo, dove Sant'Antonio nacque. Lisbona, sì. Vengo da Lisbona, avevo un grande desiderio di venire in questa basilica. Estou aqui, venho de Lisboa de moto e venho conhecer a Basílica. Sri Lanka. Sri Lanka. Grande la devozione al santo. Sì, sempre venire, chiesa. Bravo questa. Da quant'è in Italia? 18 anni. E ogni anno viene qui a Sant'Antonio? Sì, sempre venire.